Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo primo appuntamento live del mattino con gli aggiornamenti di cronaca in Friuli, Venezia Giulia. Chiaramente dobbiamo aprire subito con un incidente mortale, purtroppo l'autostrada A4 anche stamattina ha mietuto un'altra vittima. Infatti un incidente si è verificato poco prima delle 7 nel tratto tra San Stino di Livenza e il nodo di Porto Gruaro in direzione Trieste. Un mezzo pesante, per causa in corso di accertamento, ha sbattuto improvvisamente contro le barriere laterali sul lato destro della carreggiata. Il conducente praticamente è morto sul colpo. Sul posto sta operando la polizia stradale per i rilievi di legge, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e il personale di autovie per cercare di far defluire il traffico per chi proviene da Venezia ed è diretto verso nord-est. Nell'urto l'auto ha articolato, rivelto alcune barriere che dovranno quindi essere sostituite. L'incidente è avvenuto proprio all'altezza del comune di Porto Gruaro. Chiaramente ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata. E adesso ci trasferiamo a Trieste per un flash news per dire che ritorniamo sull'episodio della sparatoria che è avvenuta a settembre, proprio in pieno centro a Trieste, perché la polizia è impegnata nelle prime ore della mattinata in una vasta operazione per eseguire arresti e perquisizioni. Le indagini dei poliziotti della Mobile sono partite a seguito di una sparatoria avvenuta lo scorso 4 settembre in pieno centro a Trieste che ha coinvolto due gruppi contrapposti di kosovari. L'operazione è coordinata dalla locale Procura della Repubblica, vede impiegati oltre 150 agenti, disposti i primi provvedimenti di revoca. Chiaramente anche in questo caso ulteriori aggiornamenti nel corso della mattinata attraverso il nostro sito internet. E torniamo all'incidente stradale che è avvenuto invece nel pomeriggio di ieri lungo la strada ferrata all'altezza del bivio con la Napoleonica, perché sono ancora in corso le operazioni di recupero dei 40.000 litri di gas all'interno della cisterna da parte dei vigili del fuoco. La strada dovrebbe essere riaperta, secondo quanto ci hanno riferito, poco prima delle 12 di oggi, quando, una volta terminate le operazioni di recupero del gas, si provvederà alla rimozione del mezzo pesante e della cisterna e alla successiva messa in sicurezza dell'arteria. Dunque consigliamo per chi è in zona di seguire le indicazioni stradali riportate dalla segnaletica. E adesso andiamo a chiudere perché oggi ci sarà una importante cerimonia, perché il 29 settembre 1949 San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato da Papa Pio XII per la naturale assonanza con la missione assolta con professionalità e impegno da tutti i poliziotti chiamati ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l'ordine e la sicurezza dei cittadini, che trova la sua sintesi nel motto Sub Lege Libertas. A questo impegno costante la Polizia di Stato unisce anche la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata nel suo stemma araldico con la doppia fiaccola incrociata. Proprio questa mattina alle 10:30 nella suggestiva cornice del Duomo di San Daniele del Friuli verrà celebrata la ricorrenza di San Michele Arcangelo. L'importante momento sarà solennizzato nella chiesa dedicata al santo con una messa celebrata alla presenza delle autorità civili e militari. Graditi ospiti presso il Duomo di San Daniele del Friuli saranno quanti vorranno pregiare con la loro presenza le donne e gli uomini della Polizia di Stato che quotidianamente prestano la propria opera sotto l'egida del motto Esserci sempre. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del mattino, vediamo appuntamento più tardi per l'edizione giorno, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin,
Food, Wine, Music e sei in pole position.